Hanno fatto irruzione nella casa di Maria Gomerato, ex sindaco di Castelfranco. Hanno provato a forzare la cassaforte, ma l'allarme li ha costretti ad accelerare il colpo. Sono riusciti comunque a trovare e portare via gioielli e preziosi di famiglia. È uno dei tanti, troppi furti messi a segno nelle abitazioni della Marca. Fra l'altro, sempre nella città del Giorgione, i ladri avevano provato ad entrare nell'abitazione dell'attuale vice sindaco Marica Galante, provocando danni alla recinzione, ma venendo messi in fuga dal sistema di allarme. In questo caso i ladri sono stati presi. C'è stato un inseguimento anche un po', come si dice, da Far West per certi aspetti, che ha visto i ladri andare dentro il fosso con la macchina e conseguentemente essere arrestati. Chi delinque deve pagare, dice Marcon. Bisogna che in qualche modo quando li prendono vadano in galera e se sono italiani scontino la pena qui in Italia, se non sono italiani che vadano a scontarla nel loro paese d'origine. Questo è secondo me dove bisognerebbe agire con più efficacia e quel che in questo momento manca. Aziende e abitazioni, la gente ha paura, sale la percezione di insicurezza. A San Polo ancora lo shock per l'assalto alla pirotecnica Papa. Il sindaco è chiaro, la giustizia deve agire. È stato fatto già un primo passaggio con un'apertura verso la legittima difesa, ecco, bisogna continuare. Purtroppo queste persone che in questo periodo dell'anno soprattutto continuano a delinquere nei nostri territori devono essere fermate e quando, una volta che vengono prese, perché comunque abbiamo anche investigatori, abbiamo carabinieri, forze dell'ordine che riescono a fare in maniera efficace il loro lavoro, ma talvolta questo non è sufficiente e quindi dobbiamo far sì che il loro lavoro sia supportato da una legge chiara, da una legge forte che permetta a queste persone di non essere più in un limbo felice, ma capire che se vieni preso poi passi brutti tempi, brutti periodi.